Alcuni tra gli obiettivi principali che l'agricoltura conservativa si prefigge di raggiungere riguardano la localizzazione della sostanza organica negli strati del terreno maggiormente interessati dalla crescita degli apparati radicali, lo stoccaggio di carbonio nel suolo e la riduzione dell'inquinamento atmosferico, la riduzione dell'utilizzo di fertilizzanti di sintesi, la tutela della quantità e della qualità della risorsa idrica, la conservazione e l'aumento della biodiversità. La coltivazione delle colture di copertura riveste un ruolo fondamentale per il raggiungimento di questi obiettivi e, insieme alla rotazione colturale e al mantenimento dei residui in superficie, consente la copertura permanente del terreno. Ma cos'è una coltura di copertura? Due sono le condizioni che permettono di definire una coltura come coltura di copertura. Prima di tutto il fatto di non essere destinate alla produzione di reddito e poi il fatto di garantire la copertura del suolo durante i periodi improduttivi, evitando così che questo rimanga nudo e quindi esposto all'azione del vento e della pioggia battente d'inverno e dalla radiazione solare d'estate. Colture di copertura possono essere graminacee, brassicacee, composite, leguminose o miscugli appropriati di queste specie. Generalmente si distinguono colture di copertura a ciclo autunno-vernino ed altre a ciclo estivo. Queste ultime spesso seguono la coltivazione di cereali a ciclo autunno-vernino come il frumento e l'orzo, mentre le prime seguono la coltivazione di colture da reddito a ciclo estivo, come il mais e la soia. In questo caso abbiamo un miscuglio di colture graminacee formato da segale, l'avena e l'orzo, seminato in seguito ad una coltura di mais. L'utilizzo di colture di copertura graminacee permette di ottenere una copertura del suolo uniforme e rapida, riducendo così lo sviluppo delle malerbe e proteggendo il suolo dall'erosione. Inoltre le graminacee costano poco e quando il seme è autoprodotto in azienda possiamo realizzare un tappeto erboso come questo ad un prezzo molto basso, pari a circa 20 euro ad ettaro. Altra caratteristica importantissima delle graminacee a ciclo autunno-vernino è il loro apparato radicale. Fascicolato e ben sviluppato, permette di trattenere nello strato più superficiale del suolo gli elementi nutritivi come l'azoto, il fosforo ed il potassio, distribuiti in abbondanza con la concimazione alle colture da reddito. Anche alcune specie brassicacee, come il rafano, sono utilizzate per la loro capacità di catturare l'azoto e altri elementi nutritivi già presenti nel suolo. Alcune colture di copertura possono addirittura produrre azoto. È il caso delle leguminose. Queste colture infatti hanno la capacità di trattenere l'azoto presente nell'aria e di immagazzinarlo in piccoli noduli presenti sulle loro radici. Ogni pianta diventa di fatto una piccola fabbrica di fertilizzanti azotati, il cui prodotto viene reso disponibile e gratuito per le colture da reddito successive. Per questo motivo, solitamente, questo tipo di coltura di copertura viene coltivato prima di una coltura da reddito molto esigente e vorace dal punto di vista nutritivo, come il mais ad esempio. Qui abbiamo un miscuglio di leguminose fatto di favino, veccia e pisello. Una coltura di copertura del genere può produrre da 40 a 200 kg di azoto per ettaro, con un risparmio in termini economici che va fino a 130 euro per ettaro. Funzione molto importante, anche se meno evidente, delle colture di copertura è quella svolta al di sotto della superficie del suolo. La presenza di estesi apparati radicali che si sviluppano se la coltura di copertura viene seminata per tempo, e cioè al massimo entro il 15 di ottobre, favorisce la formazione di nuova porosità ed arricchisce il terreno di sostanza organica, che dà al suolo una colorazione scura. Una tra le colture maggiormente efficaci in termini di lavorazione naturale del suolo è certamente il rafano, grazie al suo apparato radicale fittonante.
La coltura di copertura cresce durante il tardo autunno e, nel caso ideale, non resiste all'inverno, ma viene devitalizzata dalle basse temperature o dal gelo. Quando le radici si decompongono durante la primavera, lasciano nel suolo nuovi pori e quindi lo spazio per la circolazione di acqua e di aria. Il biodrilling, cioè la lavorazione effettuata dalle colture di copertura con il loro apparato radicale, favorisce l'infiltrazione dell'acqua nel suolo, impedendo la formazione di ristagni in superficie e di crosta, comune in terreni limosi come questo. Inoltre si riduce così il ruscellamento superficiale a vantaggio delle colture che cresceranno durante la stagione estiva più secca. Oltre ai benefici di tipo fisico-strutturale che abbiamo visto e che riducono anche il compattamento degli strati superficiali del suolo, le colture di copertura lasciano un suolo ricco di sostanza organica che alla decomposizione rilascia gli elementi nutritivi utili per le colture che poi seguiranno. La coltivazione di colture di copertura cerealicole a ciclo autunno-vernino permette di ridurre il fenomeno della lisciviazione degli elementi nutritivi, in particolare di azoto, nelle acque profonde. La quantità e la qualità delle acque di percolazione che raggiungono la falda vengono misurate a livello sperimentale attraverso l'uso di lisimetri. Ne parliamo con la dottoressa Luisa Dalla Costa, docente di orticoltura e floricoltura all'Università degli Studi di Udine. I lisimetri sono dei vasi grandi che contengono un parallelepipedo di terreno indisturbato. Hanno sul fondo uno strato di ghiaia o di materiale drenante che consente il drenaggio della soluzione che non viene intercettata da parte delle radici. Questa porzione di soluzione è quella che finirebbe spontaneamente in falda. In sostanza si tratta di sistemi controllati che simulano ciò che avviene in realtà nel campo. E quindi in questi sistemi noi misuriamo ciò che entra, quindi in termini di acqua, soluzione nutritiva, elementi nutrizionali, ma anche concimi, erbicidi, e misuriamo soprattutto ciò che esce, le asportazioni e le perdite. E le perdite di acqua in verità vengono intercettate da dei rubinetti che sono posti sul fondo del lisimetro. L'acqua intercettata viene prelevata, campionata, inviata a laboratori chimici per quantificare le perdite di azoto, specialmente azoto nitrico, che per noi sono molto importanti. Le colture di copertura arricchiscono quindi il suolo in nutrienti, lo rendono maggiormente aerato, garantiscono il rifornimento idrico, proteggono e promuovono la formazione di nuova sostanza organica. Si realizza così un ambiente favorevole all'insediamento e alla proliferazione della micro e mesofauna, che qui trova cibo, aria e acqua. L'insediamento della micro e mesofauna produce nuova e più ricca sostanza organica, innescando così un meccanismo di continuo arricchimento che favorisce nel lungo periodo la biodiversità, la produttività, la vita.